Si avvia a conclusione la mostra Odessa Steps, la scalinata Potionkin fra cinema e architettura, un momento molto importante per l'Università di Agrigento. Il polo territoriale universitario ha costruito questa mostra con una interessante ricerca che è durata più di un anno e adesso i materiali sono stati esposti qui al Museo Pietro Griffo. La conclusione sarà molto importante perché verrà a trovarci il console ucraino generale Maxim Kovalenko, che voleva essere presente per manifestare la fratellanza del popolo ucraino con la nostra università, con la città dei templi e così sancire anche un inizio di future collaborazioni che ci vedranno impegnati in attività altrettanto importanti. La visita del console del 22 novembre sarà preceduta da una conferenza conclusiva che entrerà nel merito dei contenuti narrativi della mostra, ma aprirà anche ad altri aspetti culturali e geopolitici. Saranno presenti, oltre me, l'altro curatore Federico Crimi e altri docenti dell'Università di Palermo e dell'Università di Pisa. Si tratta di Salvatore Tedesco, professore di estetica, e Serena Giusti, che è una docente che ci parlerà degli aspetti artistici nei luoghi di conflitto. Sarà presente anche Paolo De Marco, che con me ha curato questa mostra. È un momento importante per l'Università di Agrigento, per il polo territoriale che tanto ha tenuto a diciamo, iscrivere questa iniziativa all'interno degli eventi prodromici per Agrigento Capitale della Cultura 2025, e credo che sia importante celebrare anche questo momento con la presenza di chi ancora vorrà visitare questa mostra.